mezzo del febbraio 2020, felici e contenti, carnevale prolungato. Non ci aspettavamo mica questi eventi, ci hanno capovolto l'intero operato. Il virus espandeva, che terribile pena, gridava tutto un fiato, lasciate ogni speranza, voi che entrate, i giorni tutti uguali davanti ad uno schermo, sono diventati 100 e poi ancora 1000. Sembrava un girone senza luce alcuna, a vivere con me dannati insieme, a vivere con me dannati insieme. Stelle, riusciremo a rivedere le stelle, nonostante le nuvole nere. Si deve pur scendere per salire, sai. Oh, stelle, riusciremo a rivedere le stelle, nonostante le nuvole nere. Si deve pur scendere per salire, sai. Wow. Ci siamo persi nella selva oscura, il GPS non funziona più, la morte è diventata notizia costante, un inferno. Dov'è il nostro Virgilio? Virgilio, Ulisse ci ha insegnato ad uscire dai confini, volare con la mente chiusi in una stanza e nonostante tutto non perdere la speranza. Stelle, riusciremo a rivedere le stelle, nonostante le nuvole nere. Si deve pur scendere per salire, sai. Oh, stelle, riusciremo a rivedere le stelle, nonostante le nuvole nere. Si deve pur scendere per salire, sai. Wow. Nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro acciso fumo, orci attristiamo nella bolletta negra. Tristi fumo, nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro acciso fumo. Portando dentro acciso Tristi fumo, fumo, orci attristiamo l'aere nella dolce che bolletta dal negra. sol s'allegra, portando dentro acciso fumo, orci attristiamo nella bolletta negra.
Adesit pavimento anima mea, adesit pavimento anima mea, adesit pavimento anima mea, adesit pavimento anima mea, adesit Buonasera, stavo qui sorseggiando la mia buonissima tisana in questo fantastico ambiente invernale quando ho pensato al canto quinto dell'inferno dantesco. Bene ragazzi, oggi parliamo di lussuria. È la sera di venerdì 8 aprile del 1300. Dante e Virgilio raggiungono il secondo cerchio. Qui incontrano Minosse. Ipotizziamo, la situazione dovrebbe essere stata tipo questa. I testi narrano che quest'ultimo ringhiasse con aspetto animalesco. Aspetto animalesco, ho detto. Ok, molto meglio. Lui è il giudice infernale, che ascolta le confessioni delle anime dannate e indica loro in quale cerchio sono destinate a finire. Dopo qualche avvertimento di Minosse verso Dante, tipo così. Dante, tu sei vivo! Non fidarti di Virgilio! Uscire dall'inferno non è facile come entrarci! Shh! Dante, non dargli ascolto. Ricorda che tutto questo è voluto da Dio. Una volta superato Minosse, entrano finalmente nel secondo cerchio. Ed è proprio qui, ragazzi, che Dante incontra le anime dei lussuriosi, ovvero le anime delle persone che hanno preferito l'amore carnale rispetto a quello di Dio, o quelle che in vita hanno fatto prevalere l'istinto sulla ragione. Loro sono condannate a vivere all'interno di una bufera infernale, così come in vita preferirono la bufera della passione. Dante, inoltre, scorge delle similitudini legate al mondo degli uccelli. Infatti, gli spiriti trascinati dalla bufera vanno a formare degli stormi, simili a quelli che i volatili formano quando migrano.
Virgilio, infine, elenca Dante qualche nome noto in questo girone. Ad esempio, Tristano, personaggio del ciclo arturiano dei romanzi cortesi, innamoratosi di Isotta e ucciso dallo zio. Oppure Elena, personaggio dell'Iliade e moglie di Menelao, uccisa da una donna greca che voleva vendicare la morte del marito a Troia. Troia è il paese. Cleopatra, storica regina dell'Egitto, amante di Cesare e Marco Antonio. Ebbene sì, anche lei muore suicida per amore. Paride, Didone, anche Achille si trova qui. Lui, infatti, era follemente innamorato di Polissena ed è proprio da questo amore che si fece trarre in inganno e fu ucciso. Possiamo quindi dedurre che le storie di questi personaggi sono tutte accomunate dallo stesso fatto, il fatto di essere state uccise per amore. Il canto quinto presenta inoltre uno dei racconti più importanti ed affascinanti di tutto l'inferno dantesco, se non addirittura di tutta la Divina Commedia. Stiamo parlando dei noti versetti 73-142. È proprio in questo segmento che Dante incontra Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, conosciuti più comunemente come Paolo e Francesca. Queste due anime, oltre ad essere scaraventate dal vento, hanno la particolarità di essere affiancate insieme, diversamente dalle altre che si muovono in maniera disordinata. La storia narra di una relazione segreta tra i due. Infatti Francesca era stata data in sposa al fratello di Paolo, ovvero Gianciotto. Una sera, mentre Paolo e Francesca stanno leggendo un libro, gli sguardi iniziano a incrociarsi e sfociano in un bacio profondo. Tac! Chi entra proprio in quel momento? Vi do un minuto per pensarci. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gianciotto. E non finì molto bene. I due amanti vengono trucidati. Da alcune fonti si pensa siano stati infilzati insieme con una spada o una lancia ed è per questo che ora sono uniti anche dopo la morte. Dante si rispecchia nella storia dei due amanti. Anche lui infatti aveva un forte amore verso qualcosa, verso la politica. Tant'è che si fece esiliare dalla sua amata Firenze proprio per ragioni politiche. Bene ragazzi, arriviamo al termine di questo argomento. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e lasciate anche un commento, forse non siamo su YouTube. Detto questo, grazie mille per la visione e arrivederci! Buonasera, stavo qui sorseggiando la mia buonissima tisana in un fantastico ambiente. Dai vecchio, mi viene da ridere perché ogni tanto vedo delle tue ombre che si muovono là dietro.